tante persone è strano avere un napolitano e Napoli vincere. Ma io capisco. Perché pure per me è strano. Quello che ci diciamo solitamente è che ammalotta ogni giorno per esistere e per gli annanzi nonostante tutte cose. Massimo Troisi si parlava spesso di stereotipi a Napoli, però non distruggeva mai quelli là negativi, estremizzava quelli là positivi. E al finale faceva vedere che pure quelli era un'invenzione e chi voleva che a Napoli fosse solamente una caricatura. A me pare che siamo buoni solo quando siamo una storia già scritta, do bene e do male. Io ho capito quando ero creatore, questa storia l'essimo potuto guadagnare solo iniziando a vincere. Sono profonde differenze tra nord e sud. Anzi, una volta diciamo sud e nord. Ma non per creare divisione, pure perché io la musica voglio parlare a tutti quanti. Però alcuni pensano che questa disparità non è più un tema importante. O degrado sta a tutte parti, è vero. E non è una gara a chi sta peggio, è vero. Ma non abbiamo a fare finta che è tutto risolto. Allora così il sud da rimane per sempre una carta sporca. Il razzismo reale e le differenze. Quando è uscito l'album mio, io ero primo nella classifica mondiale. Lo dico solo per far capire quando sono contento di essere diventato un modello napolitano vincente, che troppo spesso mi è mancato. Ma che vuoi riuscire a vincere? Per me a vincere vuoi riuscire a fare un monologo che avere tutta l'Italia. In la lingua è Basile, e Edoardo, e Totò, e Pino Daniele. Eh sì, pure Gelier. Mo Napoli e i napolitani si vanno a fermare per il loro talento e per la forza che tenono. E se qualcuno non sta buono, se qualcuno vede un problema, rinde a questo, il problema sapete dove sta? Rinde lo specchio.